volontario, vigile, ex, ex campione olimpico sì, di Roma, 1960. A Mogliano c'è un nonno vigile che è leggenda. 83 anni, Franco Testa, ciclista, è stato campione olimpico alle Olimpiadi di Roma 60, oro nell'inseguimento a squadre. 4 anni dopo l'argento a Tokyo 64, sempre nella stessa specialità. E così tra un gesto di altruismo e l'altro c'è il tempo di commentare sia l'estate olimpica italiana che la vittoria di Filippo Ganna ai mondiali. Ho visto Ganna e mi sono emozionato, anch'io. È grande Ganna. È grande, grandissimo, anche tutto il quartetto. Tempo fa mi hanno invitato a Milano, che abbiamo festeggiato Francesco Lamon, ecco, che anzi io ho dato la mia maglia del 60, che loro non hanno la maglia adesso, hanno solo la medaglia. Un passaggio generazionale tra campioni veneti, ma il nonno leggenda non ha nessuna intenzione di rimanere a casa in panciolle. Lo spirito di sacrificio e la dedizione restano quelle di allora, così come la forza. Il resto è soltanto una questione anagrafica. L'età viene avanti e loro pesano sempre uguali, però io le sento sempre più dure. Però anche 2 volte al giorno lei viene qua. 2 volte, al mattino e al pomeriggio, tutti i giorni. È un bel impegno. Grazie, sì, ma lo faccio volentieri, sai, per i bambini. Ci vuole disciplina olimpica. Sì.